Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, è già tempo di ritornare in compagnia delle stelle di Radio.0 per tutte le ultime novità del giorno, anche in questo 3 dicembre. E allora diamo il via subito al nostro viaggio, partiamo dall'Ariete. Invece di dar conto ad inutili preoccupazioni, impegnate le vostre energie mentali che avete in abbondanza in studio e nella concentrazione. Ci vuole poi un po' di spirito di sacrificio, nel cercare di accontentare l'altro senza farglielo pesare soprattutto. Toro, con la luna in Scorpione dovrete faticare il doppio oggi per portare a termine il risultato tanto sperato. Va bene però, quel che conta alla fine è farcela. Attenzione, campanello d'allarme, ascoltare le lamentele del partner o di un collega potrebbe essere anche più pesante del previsto in giornata. Amici dei Gemelli, per voi occorre fare ordine e pulizia oggi. Potete sgomberare ad esempio l'armadio dalle cose inutili per venderle in un mercatino o magari anche darle in beneficenza, perché no? Senza pesi ridondanti e intralci tra i piedi vi sentite molto più leggeri e allegri. Che entusiasmo avete oggi! Passiamo quindi al Cancro. Espressione ed esternazione dei sentimenti sono amplificati dalla luna in Scorpione in questo venerdì. Perché tentare di reprimerli? Tanto lo sapete, non sarebbe possibile alla fine. Mitigate quindi le reazioni eccessive e andrete alla grande. L'intesa di coppia è al top. Leone, c'è poca sintonia all'inizio, ma mettendoci impegno e buona volontà anche voi potete mutare le sorti di una riunione. Mettete da parte l'orgoglio però. Non è detto che dal caos non nasca qualcosa di buono, la creatività a volte infatti è figlia del disordine. Vergine, se passate troppo tempo sui social finite anche voi per perdere il senso della concreta realtà. Meglio spegnere gli schermi per oggi e stare insieme ai familiari se potete. Un pizzico di agitazione è quello che sentite o siete sulle spine per l'esito di un importante colloquio di lavoro? Bilancia, cercate di mediare tra i vostri interessi e quelli degli altri in modo da raggiungere un ottimo compromesso, proficuo e valido per tutti. Non perdete poi il senso della misura, è importante, l'equilibrio con il partner non è la partenza ma l'obiettivo finale. Scorpione, la congiunzione lunare con Marte vi rende nervosi e irritabili. In giornata rischiate proprio di perdere le staffe per un non nulla, cercate di darvi un tono quindi. Occhio a non esagerare con il cibo e la fame nervosa che potrebbe essere un problema facilmente risolvibile. Sagittario, festeggiare il vostro compleanno vi mette un po' d'ansia e un po' di agitazione in corpo. Pensate piuttosto al regalo che sognate. Cosa vi occorre? Ponete un freno ai pensieri stressanti. Il lavoro è importante, si sa, ma non dategli un peso eccessivo. Capricorno, difficile resistere ad avventure eccitanti per via del sestile lunare con Plutone. Meglio andarci coi piedi di piombo, senza perdere la testa però. Non date nulla per scontato in questi giorni. Con la buona volontà potete ottenere ciò che desiderate da molto tempo. Acquario, non sempre potete incontrare le persone giuste, occhio quindi alla quadratura lunare con Giove, i veri alleati sono preziosi, non fateveli scappare. Patti chiari, amicizia lunga, ma se gli altri non seguono le regole del gioco andate su tutte le furie, lo sappiamo. E chiudiamo infine con i pesci. La vostra immaginazione viaggia più veloce della realtà. Meglio però tornare con i piedi per terra piuttosto che continuare ad oltranza a pindare i civoli. Potreste trovare nuove soluzioni a dannosi problemi se solo ci metteste però un pizzico di buona volontà. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle e tutte le novità del giorno. Noi vi auguriamo una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0